Ci sono delle scadenze ben definite da stabilire. Per i vaccini a mRNA le scadenze sono previste tra prima e seconda dose al 43esimo giorno. Per le altre tipologie di vaccino, in particolare AstraZeneca, la seconda dose viene fatta al 63esimo giorno dopo la prima. Queste le regole che dettano l'efficacia dei vaccini rispettando i tempi di somministrazione. Vaccinarsi a ridosso dell'estate però significa organizzare le ferie e quindi nella programmazione mettere in conto di tornare a casa per la seconda dose. Una complicazione insormontabile per qualcuno che ha preferito posticipare in toto a vaccinarsi. La priorità è diversa invece secondo il commissario per l'emergenza Figliuolo, che afferma che è bene che chi va in vacanza si regoli in funzione dell'appuntamento vaccinale. Per favorire invece la ripresa piena anche del turismo, in Veneto il presidente Zaia si dice disponibile a vaccinare per la seconda dose i turisti e oggi ha invitato il governo a togliere i paletti. Sarebbe un po' giusto che si vaccinassero tutti, insomma, per vedere di ripartire poi alla grande. Questa possibilità che ha lo studio di far fare la seconda dose al mare in montagna, per esempio? Potrebbe essere magari un incentivo per le persone a farsi vaccinare, ecco. No, penso che la salute sia la roba principale, per cui io darei priorità a quello. Il resto penso che venga in seconda battuta. Secondo me è importante farlo in ogni caso, indipendentemente dal discorso delle vacanze. Anch'io avevo prenotato per le vacanze, però sono anche disposta a spostare le vacanze perché questo è più importante. Dopo un anno di pandemia questa è la priorità.